Eccoci insieme cari telespettatori. Allora, questa settimana siamo supportati dall'Inca, il patronato Inca del Veneto. Abbiamo il piacere di essere collegati con Gloria Geromel del patronato Inca. Ben arrivata qui con noi. Buongiorno. Ben arrivata, buonasera. Allora, affrontiamo insieme una questione molto importante e interessante e riguarda purtroppo tantissime persone, perché stiamo parlando di un iter che è stato in qualche modo codificato e semplicizzato per ottenere il certificato di invalidità nei casi di terapia oncologica, quindi di problemi oncologici. C'è stato un accordo significativo tra la Regione del Veneto e l'INPS, ma per capire passo step by step, passo dopo passo cosa è bene fare, che conseguenze ci sono, quali sono i vantaggi, i pro e i contro, ne parliamo direttamente con lei. Allora, siamo supportati anche per fortuna da delle slide che chiariscono i passaggi. Ci racconti un po' la questione, certificato medico oncologico, ovvero? Ovvero è il certificato rilasciato del medico certificatore, che può essere anche lo specialista che visita il cittadino che vuole, il cittadino malato oncologico che vuole richiedere le prestazioni di invalidità civile, ed è un primo certificato dove lo specialista va ad indicare le patologie per i quali si richiede l'accertamento. È stata fatta un importante intervento per snellire la procedura di riconoscimento dell'invalidità civile appunto per quei cittadini che purtroppo hanno una malattia oncologica, e per semplificare questo iter la convenzione tra Regione e INPS che riguarda praticamente più di 30.000 cittadini all'anno in Veneto che richiedono questo accertamento. La fermo un secondo qua, tanto teniamo anche la slide così le persone vedono bene di cosa si tratta. Devo star fermo. Allora, chi è che dovrebbe avvisare il cittadino che magari non è onnisciente e che si trova nel tunnel di aver diagnosticata una patologia oncologica che non è certo piacevole, magari sta iniziando anche subito d'amblè tutte le terapie, queste cose che sono abbastanza impattanti, che può chiedere questo certificato? Chi dovrebbe essere a informarlo? Allora, di solito i medici che hanno in cura il paziente consigliano di fare la richiesta, altrimenti se il cittadino è un lavoratore dipendente o anche autonomo può rivolgersi ai patronati, oppure richiedendo direttamente all'INPS qual è l'iter per avere il riconoscimento. Insomma, credo che la parte che riguarda il rilascio e la richiesta di certificato e poi tutto il resto dell'iter, di solito le ASL si prendono in carico, per quanto ne so io, di avvisare il cittadino di fare la domanda, eventualmente di presentare questa domanda e di verificare i propri diritti. Poi ci sono anche i patronati che assistono anche da questo punto di vista i cittadini, insomma. Ma perché un cittadino... E le associazioni, ecco. Certo, perché un cittadino, e facciamo la distinzione, dopo passiamo anche a tutta la situazione pre-pandemia, l'analisi, dovrebbe chiedere questo certificato? Ipotizziamo un libero professionista anziché un lavoratore dipendente. Allora, perché vuole avere riconosciuta una percentuale di invalidità civile che potrebbe dar diritto a delle prestazioni assistenziali, o anche, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, a prestazioni non assistenziali. Per esempio, penso a una cosa per tutte, la possibilità a domanda di essere certificati, oltre che per l'invalidità civile anche per la disabilità, di avere la possibilità, se riconosciuta la legge 104 del 92 con la maggior gravità, di usufruire dei permessi retribuiti sia per se stessi, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, o per i familiari, sempre lavoratori dipendenti che assistono l'ammalato, insomma il riconosciuto invalido.
Questo certificato fino a quando può essere richiesto, dal momento in cui viene diagnosticata la patologia, e quanto dura? Allora, in realtà si richiede il certificato medico, poi c'è tutto un iter per richiedere di essere sottoposti a visita medica e di avere riconoscimento. Il certificato medico ha una durata di 90 giorni dalla data di emissione, ma dopo l'emissione del certificato medico il cittadino deve presentare la domanda presso un patronato oppure presentarla da solo nel portale cittadino dell'INPS, in modo che l'INPS vada ad acquisire il certificato telematico che è stato inviato dallo specialista per appunto effettuare la visita. Perfetto. In seguito alla visita... Sì, lo interrompo un attimo perché adesso torniamo appunto a questa qua. Allora, abbiamo anche la slide di supporto, mi interessava appunto capire chi può chiederlo e quando appunto chi vi informa. È bene sapere che chi viene diagnosticato un tumore c'è questa possibilità, Anche, scusi se la interrompo, a tutti i cittadini, non solo chi ha patologie oncologiche, possono richiedere di essere sottoposti a visita per la certificazione relativa alla percentuale di invalidità civile. Nello specifico, per i malati oncologici, l'iter viene sburocratizzato. Ecco, c'è questa semplicizzazione che è stata istituita. Sì. Pre-pandemia cosa succedeva? Allora, prima della pandemia il cittadino malato oncologico presentava telematicamente la domanda di invalidità civile con un certificato medico rilasciato dal medico curante o dal medico specialista certificatore e poi successivamente veniva chiamato a visita in presenza dalla commissione medica. E anche se il certificato era sufficiente a certificare l'invalidità, anche temporanea chiaramente, comunque il paziente veniva chiamato a visita in presenza e poteva e doveva anche portare ulteriore documentazione medica agli atti. Mi fermo. Allora, intanto rivediamo appunto la slide che riassume questo passaggio, che c'era, sì, eccolo qui, quindi, perché la situazione pre-pandemia, tra l'altro, diceva documentazione specializzata è già sufficiente a una valutazione, disagio per il cittadino, uso non ottimale delle risorse, allungamento dei tempi, pressione a contenere la durata delle visite. Queste erano le problematiche. Penso per la commissione sarà stato... inconvenienti, giusto? Sì, e certo si allungavano i tempi perché comunque la normativa prevede che chi fa il malato oncologico che fa domanda di invalidità civile venga visitato con una tempistica molto ristretta. Purtroppo comunque eravamo sui 30 giorni, anche di più in alcuni casi, appunto magari per mancanza di risorse da parte della commissione medica, si allungavano un po' i tempi. Quindi bisognava in qualche modo ovviare a questa situazione. Durante la pandemia, con la documentazione sanitaria cosa succedeva? Durante la pandemia, anche grazie alla legge 120 del 2020, è stata istituita la possibilità della valutazione agli atti senza la necessità di presentarsi a visita in presenza. In realtà bisognava comunque presentare la domanda e allegare alla domanda tutta la documentazione sanitaria che si ritenesse utile per la valutazione agli atti. Dobbiamo dire che per la Regione Veneto durante la pandemia rispetto alla media italiana la percentuale di valutazione agli atti è stata molto alta.
del 70,3% rispetto a una media nazionale del 22,1%. Quindi tolto il problema della visita per il quale mancava personale, che c'erano tempi Sì. lunghi, non coincidevano gli appuntamenti con la disponibilità di tempo della persona, si svolgeva entro un mese, ma magari in quel mese la persona doveva fare anche delle cure un po' impattanti, Certo. non poteva andare, eccetera. Si è visto che la cosa si è risolta molto più, si è dato maggiore rapidità, insomma, di soluzione. Sì, questo in generale, non solo per i malati oncologici, ci sono stati anche per altre patologie le visite agli atti. Il problema però durante la pandemia per le visite agli atti per i malati oncologici si sono rispettati, in alcuni casi allungati i tempi, mentre per tutta la rimanente casistica i tempi si sono insomma un po' allungati proprio per l'effetto anche della pandemia e delle chiusure. Chiaro, ma comunque io penso che poi nella situazione oncologica ci sono dei certificati molto precisi, molto dettagliati. Sì. Per altre situazioni, come sempre richiedere, è necessario, ci si basa su quel certificato, è necessario avere ulteriori indagini magari, no? Sì. Certificato oncologico introduttivo, che cos'è? È un certificato rilasciato dal medico certificatore specialista telematico ovviamente, che ha tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione anche senza la visita in presenza e quindi la valutazione agli atti, così come viene chiamata. Certo. Il paziente in questo caso non viene coinvolto perché deve dedicarsi a se stesso, a concentrarsi appunto come è stato sottolineato alle proprie cure e concentrarsi sulla guarigione e quindi viene tolta anche questa ulteriore incombenza. Incombenza per il paziente. Perfetto, vediamo ancora quindi questa è la novità sostanzialmente che è stata introdotta, giusto? Sì, la novità è questa, che il certificato debitamente compilato e inviato telematicamente, quello che si fa comunque già, è un certificato oncologico per queste tipologie di patologia che da solo ha tutti i riferimenti per accedere poi alla presentazione della domanda e per accedere direttamente alla valutazione senza visita. Allora, la fase successiva, questo è il nuovo iter che viene quindi, qua vediamo la slide, certo, riassunto. Acquisizione del certificato introduttivo oncologico ed è quello che abbiamo visto prima che lei ben ci ha spiegato. Trasmissione domanda da parte del patronato, da parte del cittadino. Cosa vuol dire? Che deve essere fatta questa domanda quindi? Qui è necessario invece il cittadino? Sì. Allora, il certificato da solo non è una domanda di valutazione di invalidità da parte della commissione medica dell'INPS. Il cittadino riceve il certificato, la ricevuta del certificato che ha un codice specifico e deve occuparsi o lui o delegando un familiare, di trasmettere la domanda attraverso un patronato oppure di farla da solo. Praticamente accedendo al sito dell'INPS si compila telematicamente la parte amministrativa in modo che l'INPS sappia la residenza, l'eventuale domicilio, la richiesta che viene fatta inserendo appunto il codice del certificato medico rilasciato e gli altri eventuali dati amministrativi, come per esempio il reddito per chi deve indicare il reddito per l'eventuale riconoscimento anche economico e ovviamente il codice IBAN dell'istituto bancario postale dove vuole avere il pagamento.
Allora, per sapere Adesso sì, riconosciuto. chi ha diritto a cosa, c'è Sì. un listato, il patronato INCAP fornisce informazioni, o ci sono tipologie di tumori che danno diritto a qualche cosa, altri invece no, cioè uno dice ma mi vale la pena di farmi l'altra fila per il tipo di tumore che ho, oppure lascio perdere perché tanto più di tanto non mi serve. Allora, il patronato fa la valutazione anche da questo punto di vista, anche con i propri medici legali e ovviamente la valutazione viene fatta anche da un punto di vista, poi per quanto riguarda la parte più amministrativa, per il riconoscimento economico o per il riconoscimento, come dicevo prima, dei permessi retribuiti. Si consiglia, si fa la valutazione anche rispetto alla vita lavorativa del cittadino o anche a chi non ha contribuzione, se vale la pena presentare la domanda. Adesso rispetto a un malato oncologico vale sempre la pena presentare la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile perché per tutta una serie di agevolazioni che si possono avere anche dal punto di vista fiscale e poi per il fatto che si è riconosciuti invalidi civili si può anche aver diritto per un breve periodo alla prestazione economica dell'invalidità civile se non si hanno redditi superiori a determinati importi stabiliti ogni anno, insomma, dalle tabelle, dalla normativa, e anche si può aver diritto, anche se temporaneamente, anche a quella che è l'indennità di accompagnamento, in alcuni casi che non è soggetta alle valutazioni del reddito personale. Chiaro. Allora, le commissioni mediche potranno recuperare, queste sono le prospettive future, la Sì, documentazione allora, sanitaria attraverso l'accesso al fascicolo sanitario regionale. sì, allora, diciamo che sempre in questa conferenza stampa l'INPS, dell'INPS con la Regione, ci si è spinti oltre positivamente anche rispetto all'accesso al fascicolo sanitario regionale da parte della Commissione per andare a recuperare la documentazione sanitaria. Questo riguarda l'iter per il riconoscimento di invalidità civile non solo per i malati oncologici, ma per tutte le persone che faranno la richiesta. Certo. Mi veniva da pensare, prima di leggere Mm. questa cosa, da pensare ci mancherebbe altro che non si mettessero a fare questa cosa qua, perché in realtà basterebbe avere il codice fiscale della persona e uno dovrebbe sapere vita, morte, miracoli. Sì. Ecco, vabbè, ok, invece ogni volta Sì. bisogna, anche la posizione fiscale, cioè ogni volta fare il riassunto della propria vita ed è abbastanza mortificante secondo me, perché a questo punto, vabbè. Sì, in generale è mortificante, figuriamoci in tema sanitario, oppure appunto in determinate situazioni, anche per brevi periodi di tempo, ogni volta spiegare la propria vita Sì. risulta un po', insomma, per qualcuno un po' pesante Certo. da sopportare. Assolutamente. L'ultima cosa, perché siamo giunti al termine, volevo chiedere questo. Fino a quando il paziente è considerato oncologico, quindi fino a quando si ha diritto a richiedere questo certificato, una volta per esempio che il paziente viene operato e viene tolto il tumore, bisogna aspettare i famosi 5 anni, 10 anni, come funziona? E lì, guardi, rispetto a questo, io direi che un paziente oncologico, diciamo per esperienza, rimane oncologico, insomma noi non decidiamo Cioè, rispetto alla tempistica, se presentare o no la domanda. È chiaro che per quanto riguarda i pazienti oncologici, se si vuole avere diritto appunto al riconoscimento dell'invalidità, da subito è meglio sempre fare la domanda nel più breve tempo possibile. È chiaro che
la percentuale di riconoscimento sarà diversa nel tempo, a seconda di si è quando lo stati viene fatto. Certo. Esatto, a seconda del quadro clinico, perché chiaramente il paziente oncologico viene sottoposto a visita, però poi nel tempo l'INPS prevede delle visite di revisione, quelle ci sono sempre, e quindi può anche abbassare la percentuale, tanto Certo. meglio, insomma. Chiaro, assolutamente. Io la ringrazio, chiudiamo, e l'ultima cosa che mi viene da pensare per chi invece ha un lavoro come dipendente eccetera, per trovare un altro lavoro l'eventuale certificato di invalidità può essere pregiudizievole, può collocarlo tra lavoratori protetti e quindi privarlo di alcune opportunità di crescita professionale, secondo lei? No, non dovrebbe in realtà privare l'invalido di opportunità professionali. In questi casi, per i pazienti, per i cittadini, scusate, che sono in età lavorativa, che siano o no senza lavoro, si valuta anche la possibilità di presentare la richiesta di collocamento mirato, così come lo chiamiamo, e cioè quando si fa la richiesta di invalidità di legge 104 si fa anche la richiesta di valutazione delle capacità lavorative. Perfetto. È chiaro che ai sensi della legge 68 del 99 è chiaro che poi sono valutazioni sia personali sia da fare con il medico che segue il cittadino. Perfetto. Gloria Gianomel, grazie mille del patronato dell'Inca del Veneto, noi la ringraziamo per la sua spiegazione, veramente è stata molto disponibile, speriamo di aver chiarito tutto, poi naturalmente voi potete vedere anche nel sito tutti i procedimenti come devono essere fatti con le nostre slide, perché viene rimessa in replica la nostra puntata. Grazie ancora, buon lavoro, buon proseguimento. A voi telespettatori ci vediamo dopo la pubblicità.